Al Centro Nuoto Rosà si è creato in pochi anni un evento di primissimo livello per il nuoto agonistico nazionale. Parliamo del meeting di Halloween che ogni anno, ad inizio novembre, presenta in basca alcuni fra i migliori atleti dai 13 ai 17 anni. È un evento che è cresciuto negli ultimi 6 anni e siamo passati dai 300-400 partecipanti agli oltre 400 di questa manifestazione, dove le iscrizioni sono state bloccate a 10 giorni dall'inizio per un eccesso di richieste. Quindi un grandissimo successo con, ripeto, oltre 400 atleti e 1200 presenze gara. Il livello degli atleti è estremamente alto, rasentiamo quasi un piccolo campionato italiano. Il livello tecnico è indubbiamente interessante perché siamo all'inizio della stagione. Il Veneto ha sempre espresso una grande potenzialità da un punto di vista numerico e cronometrico. Il fatto che la federazione e io stesso abbiamo intenzione ogni anno di venire a essere presenti in questo contesto fa sì che il tasso tecnico sia piuttosto interessante. Oltre al Veneto evidentemente ci sono squadre anche di altre regioni, per cui possiamo vantare un risultato complessivo direi piuttosto buono. Il meeting di Halloween propone ogni anno numerose gare natatorie a livello giovanile. Ecco quali sono le categorie interessate. La gara è praticamente una manifestazione di livello nazionale riservata a categorie giovanili, la categoria ragazzi e juniores, quindi i partecipanti vanno dai 13 anni ai 17 per la categoria juniores. Sono andate abbastanza bene le gare così, a parte il centro stile che comunque non sono peggiorato, però vabbè, è inizio stagione, non è che sia chissà cosa, è normale. Stamattina i 50 rana e sono arrivata terza con le più grandi, poi ho fatto i 50 stile libero, mi sono qualificata, posticipata diciamo benissimo perché non sono proprio stile liberista, poi la staffetta che non dovevo neanche farla e siamo arrivate prime battendo la nazionale, quindi un grande risultato. E poi adesso ho fatto i 100 rana, sono arrivata seconda anche nei 100 misti. Gli agonisti del Centro Nuoto Rosà all'interno del Playing Team Veneto raggiungono ogni anno risultati importanti a livello nazionale. In questo momento la nostra squadra agonistica è ai vertici italiani e col Team Veneto siamo una squadra di nuoto in Serie A e ci giochiamo spesso il primo o secondo posto a livello nazionale. Ecco che quindi il Centro Nuoto Rosà non solo ha organizzato l'evento e ha messo a disposizione tutte le vasche interne dell'impianto, ma ha anche dominato alcune gare, schierando 3 dei 4 staffettisti che hanno battuto la selezione nazionale. Il meeting di Halloween di Rosà è un appuntamento importante e particolare in tutti i sensi. È una gara fuori dagli schemi perché vuole unire il momento agonistico a un momento ludico. È una gara dedicata proprio a tutti i giovani atleti che vi partecipano, una gara che tutti ricordano da un anno all'altro. Non solo eventi al Centro Nuoto Rosà, non perdetevi la puntata della prossima settimana nella quale parleremo della nuova area benessere dedicata a tutti i nuotatori dell'impianto e vedremo le immagini della nuova spa.